È sempre più campagna elettorale ad Agrigento. Partiti e movimenti politici affilano le armi in vista delle amministrative di primavera. Si lavora alacremente per preparare le liste civiche, per scegliere i candidati giusti per occupare un posto di sala Sollano al Consiglio Comunale di Agrigento. Domenica è toccato ai tre partiti della sinistra, SEL, IDV e Rifondazione Comunista, organizzare un incontro dibattito con i cittadini per presentare la lista denominata I Beni Comuni. Il vostro nuovo progetto politico quali obiettivi si prefigge? È quello innanzitutto a mettere assieme le persone che sono stanche, stufe di vedere una città nel totale disastro, gente che vuole motivata, che ci vuole dare innanzitutto un contributo da un punto di vista di idee, e siccome noi siamo qui, abbiamo promosso questo forum perché i partiti hanno un suo ruolo, ma quello che vale oggi sono i cittadini e la società civile. Infatti la società civile è che noi chiamiamo la costituente dei beni comuni, perché tutti assieme facciamo un bene comune. Il loro candidato sindaco sarà deciso dagli iscritti alla lista I Beni Comuni, una sorta di primaria interna che vede in ballottaggio Calogero Miccichè, Nello Amel e Vincenzo Lombardo. Entro gennaio, assicura il consigliere comunale d'Italia dei Valori Nello Amel, annunceremo il nome del nostro candidato sindaco. Come vi ponete nei confronti del Partito Democratico? Il Partito Democratico potrebbe essere il nostro interlocutore diretto. Purtroppo non ci sono in questo momento i termini per poter realizzare una collaborazione effettiva. Ha fatto scelte assolutamente incompatibili con la nostra visione di città e con il nostro progetto di città. I suoi alleati in questo momento non sono alleati che possono essere accettati dalle forze del centro-sinistra. Col Partito Democratico resta sempre la porta aperta nel momento in cui ci fosse la disponibilità ad avviare un ragionamento che vada al di sopra dei tatticismi. Il forum è stato abbastanza partecipato ed è stato reso vivace dagli interventi del pubblico. Tra gli argomenti in primo piano il bilancio comunale, le bollette pazze dell'acqua e l'operato del sindaco Marco Zambuto. Noi vorremmo un sindaco che si mettesse alla testa della sua comunità per salvaguardare i beni comuni essenziali, in primis l'acqua, che sta diventando un problema enorme, specialmente per il ceto sociale più debole. Quindi un sindaco che fosse anche un combattente, che non fosse un questuante che va alla ricerca dei potenti politici per aver risolto il problema. Non è questa la strada. Questa strada che è stata battuta e praticata non ha risolto alcun problema ad Agrigento, quindi c'è bisogno di cambiare radicalmente modo di fare politica, modo di amministrare.